Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Buonasera a te, cara Natalia, amici e amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1154 di oggi, lunedì 16 di marzo dell'anno 2026, dell'anno del Signore 2026. Cominciamo la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre. Salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello radiolibertà.net. Fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semivarin, videopillole e molto altro ancora. Bella gente, noi cominciamo la nostra trasmissione 340 670 9659 se avete voglia di dire la vostra attraverso la Zappa o WhatsApp, oppure 0292947222 quando lo dirò io e avremo modo di discutere attraverso il telefono. Avete ascoltato il disco start di stasera, l'immenso Andrea Mingardi, Super Circus, Funky del 1977, probabilmente gli ascoltatori della zona di Bologna, 051 per chi chiama da fuori della Torre degli Asinelli e quella della Garisenda, il resto d'Italia non avrà capito, ma quelli che hanno ascoltato questo pezzo molto probabilmente si saranno ritrovati in questa spassosa parodia che fece l'immenso Mingardi nel 77 della disco music. Ma adesso arriva lui, implacabile come sempre, niente po' di meno che Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi con diritto e rovescio. Vai pure Natalia. La violenza di genere, in pratica la violenza sulle donne, è una piaga intollerabile, ma che è stata anche a lungo mimetizzata e nascosta. I dati invece sono raccapriccianti. In Italia, infatti, in base all'Istat, il 40% delle donne fra i 16 e i 75 anni ha subito violenza fisica o sessuale almeno una volta nella vita, con picchi tra le giovanissime. Gli autori molto spesso sono partner o ex-partner che restano i principali autori, oltre il 70% dei casi. Grazie all'insistenza dei media che denunciano questi reati in modo sempre più evidente,
Essi cominciano ad essere affrontati con mezzi repressivi sempre più efficaci. Ad esempio, 140 procure delle repubbliche italiane hanno adottato procedure rapide per proteggere le vittime in tempo reale e per assicurare alla giustizia con alta probabilità di una successiva condanna gli autori di questi delitti. È stato infatti istituito ad esempio un ufficio codice rosso con un magistrato specializzato e personale addestrato a intervenire rapidamente e efficacemente. Il messaggio è chiaro: le donne aggredite vanno protette subito e gli aggressori vanno bloccati senza esitare. Benissimo, come sempre il nostro Pierluigi Magnaschi, le 18, 20 minuti e 37 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata numero 1154 di Zoom, e adesso direi che sia giunto il momento del Qui Parlamento con il senatore Giorgio Maria Bergesio. Vai pure Natalia, grazie. Qui Parlamento. Bergesio Lega. Io intervengo su una questione che riguarda direttamente il futuro del nostro sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale dell'economia italiana. Il piano Transizione 5.0 è stato pensato per accompagnare le imprese nel percorso di innovazione tecnologica, di efficientamento energetico, di modernizzazione dei processi produttivi. Un obiettivo condivisibile, necessario, soprattutto in una fase economica complessa come quella che stiamo attraversando. Molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese, hanno raccolto questa sfida, hanno programmato investimenti, acquistato macchinari, avviato progetti di innovazione e di riduzione dei consumi energetici. Lo hanno fatto con grande senso di responsabilità, confidando nella stabilità degli strumenti messi a disposizione dallo Stato. Tuttavia, la riduzione delle risorse destinate alla misura e il successivo esaurimento dei fondi hanno generato una forte incertezza tra le imprese che avevano presentato le domande e che oggi attendono di conoscere gli esiti delle comunicazioni di completamento degli investimenti. Noi parliamo spesso di innovazione, di transizione digitale ed energetica, di competitività del sistema paese, ma tutto questo diventa concreto solo se le imprese sono messe nelle condizioni di investire davvero. Investire significa poter contare su regole chiare, su strumenti stabili e su politiche industriali che accompagnino il sistema produttivo nel medio e nel lungo periodo. Dietro questi investimenti non ci sono soltanto numeri o procedure amministrative, ci sono imprenditori che credono nel futuro delle proprie aziende, lavoratori che attendono nuove opportunità, giovani che possono trovare spazio grazie all'innovazione e al ricambio generazionale nelle stesse imprese di famiglia. Sostenere la transizione tecnologica significa anche difendere il lavoro, rafforzare le filiere produttive e rendere più competitivo il nostro Made in Italy. Per questo è fondamentale sapere intanto quale sia l'esito delle comunicazioni di completamento degli investimenti presentate dalle imprese con istanze ammissibili e quale sia il fabbisogno complessivo di risorse. Allo stesso tempo, secondo noi è necessario capire quali iniziative il governo intende adottare per tutelare quelle imprese che hanno rispettato le regole, che oggi rischiano di restare esclusi dagli incentivi semplicemente per l'esaurimento di fondi. E infine riteniamo sempre più urgente avviare una strategia industriale di medio-lungo periodo che garantisca stabilità agli incentivi, certezza del diritto e una programmazione coerente delle politiche per l'innovazione. Grazie Presidente. Grazie a lei anche per il rispetto dei tempi, e quindi il Ministro delle Imprese del Made in Italy, il senatore Urso, risponde all'interrogazione illustrata. Onorevoli colleghi, siamo stati da subito consapevoli, dopo il successo della prima edizione con 4 miliardi e 250 milioni di utilizzo, delle esigenze di dare immediata attuazione al nuovo piano Transizione 5.0. E proprio per questo avevamo proposto una norma direttamente applicabile che non necessitasse di decreti attuativi. Purtroppo questo auspicio è stato disatteso. Tuttavia, proprio per garantire un quadro di immediata certezza alle imprese, abbiamo predisposto in tempi record il decreto attuativo per la parte di nostra competenza, trasmettendolo al Ministero dell'Economia il 5 gennaio, primo giorno utile dell'anno, oltre 2 mesi fa. In fase di gestazione del piano
Avevamo inoltre suggerito di introdurre un criterio di preferenza per l'acquisto di beni strumentali fabbricati nell'Unione Europea, così da tutelare le nostre imprese produttrici, senza tuttavia penalizzare la domanda di innovazione con il vincolo del Made in Europe, che ora si intende giustamente rimuovere e su cui avevamo manifestato da subito le nostre riserve. I fatti ci hanno dato ragione e adesso anche l'associazione industriale chiede la rimozione del vincolo che prima aveva sollecitato. Per questo motivo l'emanazione del decreto attuativo da noi tempestivamente predisposto e trasmesso avverrà solo successivamente alla rimozione del vincolo in questione che il Ministero dell'Economia ha annunciato che avverrà nel prossimo Consiglio dei Ministri. Ricordo comunque che il nuovo piano Transizione 5.0 ha una prospettiva triennale e che tale impostazione garantisce alle imprese di programmare sin d'ora, in un'ottica di medio-lungo termine, i propri investimenti. Gli 8,4 miliardi destinati al piano potranno essere utilizzati per gli investimenti effettuati a partire dal 2026 sino al 30 settembre 2028. Il nuovo piano si sviluppa in continuità con il precedente, pur con rilevanti miglioramenti sia in termini di semplificazione delle procedure, perché non siamo più condizionati dalle regole europee, sia in termini di beni agevolabili. Dopo 10 anni di mancati aggiornamenti abbiamo rinnovato l'elenco di questi ultimi, puntando in maniera decisiva alle tecnologie innovative, valorizzando gli investimenti in sostenibilità ambientale, la cyber security e l'intelligenza artificiale. Inoltre, abbiamo previsto un nuovo voucher per il cloud e la cyber security, finanziato con oltre 150 milioni destinati alle piccole imprese. Abbiamo realizzato il bando per gli accordi di innovazione con 730 milioni e sono stati presentati quasi 500 progetti per un totale di investimenti in ricerca e sviluppo attivabili superiori a 4 miliardi di euro. È in questa prospettiva che si colloca il Libro Bianco Made in Italy 2030, il primo documento di politica industriale degli ultimi 30 anni, dove sono raccolte ulteriori misure per accompagnare in modo strutturale la transizione industriale e tecnologica del nostro sistema produttivo. Il decreto attuativo del piano transizione 5.0 è stato trasmesso al Ministero dell'Economia. Grazie Presidente, grazie signor Ministro, è stato molto chiaro su questo tema perché c'è molta confusione, come abbiamo ascoltato anche in precedenza, su questo aspetto. A prescindere da quelle che sono le posizioni politiche, io credo che alla luce anche di quello che è il quadro europeo e nazionale, noi riteniamo fondamentale, come ha detto bene lei, garantire alle imprese un orizzonte di programmazione stabile, perché questo è fondamentale. Le imprese italiane chiedono semplicemente di poter pianificare gli investimenti con regole certe, chiare, prevedibili, se riusciamo anche a semplificare. Molte imprese, soprattutto le piccole e le medie, hanno già avviato investimenti sulla base delle regole vigenti, hanno presentato progetti ammissibili, hanno sostenuto costi, hanno creduto nel percorso di modernizzazione e nella transizione tecnologica. Per questo noi riteniamo che sia un dovere da parte nostra fornire risposte chiare e in tempi certi. Siamo consapevoli dei vincoli di bilancio con cui il governo deve confrontarsi, tuttavia le strade che saranno valutate per sostenere le imprese dobbiamo fare in modo che vengano coperte soprattutto la parte relativa al sostegno economico, anche rispetto alle misure alternative e integrative rispetto al credito d'imposta 5.0. Dobbiamo evitare che le imprese si rivolgano all'estero ai loro investimenti e dare immediata attuazione alle misure messe in campo. Ha detto bene lei, transizione 5.0, credito d'imposta 4.0, iperammortamento. Queste devono garantire un afflusso immediato di risorse da poter investire. Da parte del Parlamento e del gruppo nostro c'è piena disponibilità a collaborare per individuare soluzioni concrete che non lasciino indietro chi ha investito nella modernizzazione dei processi produttivi. Per questo motivo noi riteniamo essenziale assicurare continuità agli strumenti di sostegno agli investimenti e dare alle imprese la certezza di poter proseguire nel percorso di innovazione che il nostro Paese ha assolutamente bisogno di compiere. Grazie signor Ministro. Qui Parlamento. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. If you're feeling sad and lonely, there's a service I can render. Tell the one who loves you only, I can be so warm and tender. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, lei era Petula Clark con Call Me nel 1965, le 18:33 minuti e 20 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi. 0292947222, il telefono è aperto, signore e signori. Nel frattempo sono arrivate un paio di zappe del nostro Maurizio al 340-670-9659. Avevo consigliato di non dimenticare manifesti per il sì per fasce d'età diverse, cioè quelli per gli anziani li facciamo più semplificati o con le lettere più grosse, non ho capito. Mi avete risposto che non sono moderni, così in giro vedo solo manifesti per il no, meditate, grazie Maurizio. Allora, a parte il fatto che i manifesti sono stati fatti, giusto poco fa guardavo su X l'account del senatore Borghi, il quale riportava una fotografia da quella che lui chiama Pidinia, cioè la Toscana. La Lega, unico partito che mette i manifesti per il sì, dove c'è scritto sì alto 40 centimetri, scritto in giallo su sfondo blu, quindi credo sia abbastanza visibile
È anche comprensibile a qualunque fascia d'età, caro Maurizio, questo sospetto. E accanto i manifesti per il no. E sapete cosa fanno i signori democratici? Strappano i manifesti per il sì. Volevo che lo sapeste. Tanto domani sera ve lo dice il senatore Borghi, se non credete a me chiedete a lui. Ok, Mingardi, bella voce blues, Maurizio. Mingardi è un genio, c'è poco da fare, altissimi livelli. Andiamo a dare un'occhiata anche alle agenzie, vediamo che cosa sta succedendo nel mondo in questo lunedì 16 di marzo, 48 anni dalla strage di Via Fani, cominciava la lunga via crucis di Aldo Moro dopo l'uccisione con la cosiddetta geometrica potenza dei poveri agenti di scorta, i 5 uomini della scorta. Fu il periodo probabilmente più oscuro e più buio e più brutto della storia del nostro paese. E probabilmente noi ancora oggi ne risentiamo del peso, ne risentiamo, non so, forse anche per un certo modo di essere dell'Italia, ho questa sensazione. Allora, ANSA.it, Medio Oriente, Trump, la campagna contro l'Iran continua, il regime è distrutto, Israele avanza nel Libano, il presidente USA, scusatemi, minaccia un nuovo attacco a Karg e critica gli alleati. Nel bisogno non ci sono. Le IDF iniziano operazioni terrestri contro Hezbollah nel sud. Beirut, oltre 1 milione di sfollati nel paese. Frammento di missile cade vicino all'ufficio di Netanyahu a Gerusalemme. Ancora il no di Londra e Berlino a USA su Hormuz. L'UE, lo stretto fuori dal raggio d'azione della NATO. L'agente Cinturino, contestato anche l'omicidio premeditato, Cinturrino, vi ricorderete, questo agente di polizia che come vedete viene indagato per quanto riguarda la questione dello spacciatore al Bosco di Rogoredo, trovato morto con la pistola probabilmente messa da lui. Insomma, sapete che la situazione è molto ingarbugliata lì. Poi ancora energia, von der Leyen, flessibilità sugli aiuti di Stato contro il caro prezzi. L'immensa Bebevio lascia la scherma, farò i 100 metri, sta ragazza c'ha l'argento vivo addosso, tanto di cappello. Da Sinner Antonelli a Cobolli Bove, la generazione Z è fatta di amici, anche l'iridato del lungo Furlani legato al pilota di Formula 1, la velocità mi esalta, la velocità a chi non piace. La BBC, eccoci qua, la diretta che sta facendo su Trump, che sta parlando alla Casa Bianca, ma anche e soprattutto su quanto oggi la NATO in quel di Bruxelles ha detto, e cioè che, e l'ha detto anche il cancelliere Merz, la guerra nel Golfo Persico non è una guerra che riguarda la NATO, ma il primo ministro inglese Sir Keir Starmer ha detto che il Regno Unito non sarà trascinato in una guerra sull'Iran, ma che sta lavorando insieme agli alleati per un piano accettabile per la riapertura dello stretto di Hormuz dopo l'effettiva chiusura di questa via d'acqua. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz, dice ancora la BBC, afferma che questa guerra non è questione che riguardi la NATO, dopo che Trump ha detto invece che sarebbe molto brutto per il futuro dell'alleanza se gli alleati non venissero a dargli una mano per rendere più sicuro lo stretto. Il presidente americano ripete il suo appello alle altre nazioni perché diano una mano a rendere sicura questa via essenziale di trasporto del petrolio, aggiungendo anche che la campagna militare degli americani contro l'Iran continua a tutta forza in questi giorni. Dice anche che gli alleati avevano già fatto, o meglio, la NATO dice che gli alleati hanno già preso le prime misure per garantire una sicurezza aggiuntiva nel Mediterraneo. Trump ha anche detto che in realtà gli Stati Uniti d'America sono perfettamente in grado di riaprire lo stretto di Hormuz da soli, ma voleva testare la fedeltà degli alleati. Io ne ho parlato poco fa con Gianandrea Gaiani, il direttore di analisi difesa.it, di questo e di altro. Allora state a sentire che cosa ci siamo detti. Vai pure Natalia.
E allora io stasera ho il piacere di ritrovare, mentre soffiano venti di guerra in Medio Oriente, il direttore e fondatore di analisidifesa.it, Gianandrea Gaiani. Lo ringrazio per l'ennesima volta per la pazienza e per la disponibilità. Gianandrea, allora, io stamattina leggevo la Nuova Bussola Quotidiana dove c'è un tuo intervento e tu dici una cosa proprio apertis verbis e fuori dai denti. Ci sono sti benedetti militari a Erbil in Iraq, tra l'altro, che cavolo stanno ancora a fare lì? Ci sono questi militari al confine tra Libano e Israele, tra l'altro, che cavolo ci sta a fare ancora l'UNIFIL? Ecco, riportiamoceli a casa. E allora a maggior ragione io ti domando, perché dovremmo riportarceli a casa e anche alla svelta? Ma perché la missione per cui i nostri militari sono schierati in ambito ONU in Libano e nell'ambito di una coalizione che ha aiutato l'Iraq, che dovrebbe aiutare il governo iracheno a non far risorgere la minaccia dell'ISIS, sono missioni che si sono concluse e che non hanno più senso. Mi spiego meglio, noi siamo in Iraq e anche in Kuwait, in quella base dove è stato distrutto un nostro drone, hanno danneggiato seriamente almeno 2 dei 4 caccia Eurofighter Typhoon che avevamo schierato lì, e sono sia lì che a Erbil in Iraq. È una missione che ha il compito di aiutare appunto il governo iracheno contro l'ISIS, non di aiutare gli americani a fare la guerra all'Iran. Però siccome sono basi dove le truppe italiane sono schierate e ci sono nella stessa base anche gli americani, a Erbil ci sono anche altri contingenti, anche i francesi che hanno avuto anche 5 feriti e un morto nei bombardamenti dei droni iraniani o delle milizie irachene filo-iraniane. Allora la domanda da porsi è: se i nostri militari lì hanno una missione che non riescono a svolgere, perché in realtà gli americani che sono alla base con noi stanno facendo la guerra all'Iran, non ha nessun senso che i nostri militari restino lì a prendersi in testa i missili o i droni iraniani, che legittimamente l'Iran è stato aggredito dagli Stati Uniti e da Israele e legittimamente si difende colpendo le basi americane in Medio Oriente. Sono i nostri militari che sono dentro basi americane in cui rischiano la pelle senza essere parte del conflitto. È molto evidente, noi non stiamo partecipando alla guerra contro l'Iran e quindi se l'Iran colpisce le basi americane dove ci sono anche i nostri militari, non ha alcun senso che i nostri militari restino lì. Così come in Israele i caschi blu hanno il compito di proteggere, di assicurare che venga rispettato il cessate il fuoco nella linea di confine mal definita fra Libano e Israele. Ma se Israele ha invaso anche porzioni del sud del Libano, non c'è più un cessate il fuoco, c'è solo il fuoco. Quindi che senso ha lasciare soldati che tra l'altro non sono equipaggiati per combattere ma per fare una missione di sorveglianza? Sono circa 11.000, di cui 1.100 sono italiani. Che senso ha lasciarli lì ad affrontare il fuoco israeliano, o peggio trovarsi tra 2 fuochi fra israeliani ed Hezbollah? A mio parere nessun senso. E quindi riportiamoli a casa. La guerra degli americani contro l'Iran e di Israele non è la nostra guerra. La guerra di Israele contro Hezbollah non è la nostra guerra, perché noi eravamo lì come caschi blu per garantire un cessato il fuoco che non c'è più. Certo. Senti, ma visto che parliamo della guerra, e per quanto riguarda Hormuz, vabbè, l'Italia ha già detto noi non siamo in guerra, non entriamo in questa vicenda. Registro però a titolo di cronaca e anche come pulce nell'orecchio a te, che oggi pomeriggio Iran International per esempio riferisce che Teheran ha detto alla Romania: se voi date le basi agli americani vi riterremo un obiettivo legittimo. Noi abbiamo concesso le basi nell'ambito degli accordi bilaterali. Che succede? Come a Lampedusa nell'86, che ci tirano un missile a scopo intimidatorio, o tireranno contro Sigonella? Soprattutto noi che gli diamo? Le basi italiane in questo momento non sono impiegate per le operazioni americane sull'Iran, perché sono molto lontane, nel senso che gli americani hanno tantissime basi in Medio Oriente, molte sono state devastate dai missili e dai droni iraniani, ma gli americani hanno molte basi più vicino all'Iran di che non Sigonella. Certo. Sigonella è stata impiegata, a Sigonella sono basati dei droni a lungo raggio della Marina americana,
che in questi anni hanno sorvolato spesso il Mar Nero per disturbare le trasmissioni russe o per fare attività di ricognizione. Ne hanno segnalati recentemente anche nel Golfo, vicino alle coste iraniane. Infatti. Allora l'Iran potrebbe definire questo una partecipazione italiana indiretta al conflitto. Sì, il rischio c'è, non c'è dubbio, però finora diciamo che la minaccia iraniana che è arrivata più lontana è arrivata a minacciare le basi britanniche a Cipro con qualche attacco di drone partiti probabilmente dagli Hezbollah libanesi. Non vuol dire che Cipro sia nel mirino dell'Iran, vuol dire che le basi britanniche a Cipro, che sono in un territorio che è sotto la sovranità britannica, a differenza delle basi americane in Italia, che sono su un territorio che è di sovranità italiana, con basi militari americane, per questo devono chiedere il permesso per impiegarle, i britannici a Cipro fanno quello che vogliono, perché quando concessero l'indipendenza a Cipro pretesero di mantenere la sovranità britannica sul 3% di quel territorio dell'isola dove ci sono le loro basi. Allora, finora la minaccia iraniana, ci sono stati droni e missili iraniani che sono andati oltre Cipro, quindi in questo momento l'Italia non mi pare a rischio. Quello che però è importante sottolineare, e l'ha fatto sia il governo sia il Consiglio Supremo di Difesa, è che questa non è la nostra guerra, noi non partecipiamo a questa guerra e allora allontaniamo i nostri soldati dalla zona di guerra, di una guerra a cui non partecipiamo. Qualcuno ha fatto dei paralleli con le missioni dove in passato sono morti soldati italiani, no? In Iraq, in Afghanistan, ma in quei casi noi partecipavamo a missioni in ambito NATO, in ambito coalizione, in cui condividevamo l'idea di dover combattere i terroristi di Iraq, i talebani in Afghanistan, quindi partecipavamo a una missione internazionale a guida americana in cui anche i nostri facevano la loro parte contro il nemico definito comune. Ma qui noi non condividiamo con gli americani l'attacco all'Iran o con Israele, quindi non c'entriamo nulla, quindi è inutile rischiare vite italiane che possono sempre venire sacrificate senza essere parte in causa in questa guerra. Quindi o entriamo in guerra anche noi contro l'Iran o togliamo i soldati dalla zona di guerra, perché sono vittime che rischiano noi rischiamo di avere delle vittime del tutto ingiustificate dal fatto che l'Italia non è in guerra con l'Iran. Senti, Hormuz, intanto è chiuso o no? È minato o no? Perché questo è uno dei grandi dibattiti. L'altra cosa che ti dico, oggi risultano transitate un paio di petroliere che non sono state né attaccate né colpite. Quindi l'Iran che cosa ne vuole fare di Hormuz? L'Iran dice che le petroliere che vogliono passare da Hormuz devono prima chiedere il permesso loro. E loro stanno facendo passare petroliere di alcune nazioni che hanno fatto accordi con l'Iran, la Cina, il Bangladesh, l'India. Ci sono petroliere. L'appello di Trump a mandare navi da guerra a Hormuz per far passare ci sono 1 migliaio di navi che sono rimaste ferme all'imbocco dello stretto di Hormuz e che sono bloccate lì. L'idea di Trump di raccogliere una flotta multinazionale è già fallita, perché nessuno gli ha detto di sì, né il Giappone, né la Corea, né tantomeno la Cina, né gli alleati europei. Perché? Perché mandare navi da guerra in uno stretto braccio di mare a tiro di barchini esplosivi, mine, probabilmente ci sono, non lo so se le hanno seminate davvero, missili antinave, razzi che partono dalle coste, sottomarini tascabili iraniani, vuol dire rischiare di farsi affondare un bel po' di navi, e quindi non ha nessun senso. Del resto poi gli americani hanno scatenato questa guerra senza aver studiato bene il contesto. Oggi sono in grave difficoltà, così come lo è Israele, e stanno facendo di tutto gli americani e gli israeliani per coinvolgere nella guerra anche i paesi arabi e quei paesi europei. Nessuno vuole farsi coinvolgere in questa guerra avviata da israeliani e americani in maniera cieca e che oggi rischiano di perdere, perché non ci dimentichiamo che Israele e Stati Uniti per vincere devono far cadere il governo iraniano, devono sconfiggere definitivamente l'Iran. All'Iran per vincere basta sopravvivere, non devono occupare Washington o Tel Aviv, mi spiego. Invece israeliani e americani devono cambiare il governo
in Iran, devono distruggere il regime iraniano o la Repubblica Islamica. E in questo momento non ci stanno riuscendo, anzi il rischio è che finiscano prima i missili antimissili degli americani, degli arabi e degli israeliani, quando gli iraniani avranno ancora missili balistici e droni con cui colpire. Tra l'altro i paesi arabi non sono presi di mira perché sono nemici dell'Iran, sono presi di mira dall'Iran perché ospitano basi militari americane che sono state in buona parte devastate. Quindi l'Iran sta cercando di convincere i paesi arabi a liberarsi delle basi americane per concludere questa guerra. Senti, ma secondo te è possibile un crollo del regime degli Ayatollah anche dopo questa guerra? Non lo so, perché io non sono in Iran, non ho polso della situazione. Noi abbiamo pubblicato su Analisi Difesa degli articoli che contengono delle analisi e dei sondaggi fatti anche da università americane e che dimostrano una certa tenuta del regime e soprattutto della popolazione iraniana. Un conto è odiare il governo del tuo paese e un conto accettare che degli stranieri per rovesciarlo ammazzino migliaia di persone bombardando il tuo paese. Cioè, alla fine gli iraniani, i persiani sono naturalmente dei patrioti, sono una nazione, un popolo molto, molto patriottico, e credo che ci sia molta gente che non ama il regime o il governo che hanno, ma non credo che ci siano in tanti ad amare i bombardamenti di Israele o degli Stati Uniti, e quindi per ora mi pare che non ci siano segnali di rivolte o di sbandamenti interni all'Iran. E se questa era la scommessa di Netanyahu e di Trump, rischiano di perderla facendo una pessima figura anche sul piano militare. Senti, ma in tutto questo, diciamo così, si parla tanto di questo gruppo, la Guardia Immortale, che è stata attivata o che dice di aver attivato il principe ereditario Pahlavi. Secondo te esiste davvero questo gruppo di militari? Può esserci questa guerra partigiana all'interno dell'Iran? Ma se ci sarà lo vedremo. Io credo che gli americani, come tutti noi, anche qua in Occidente, quando mostriamo le immagini degli iraniani che gioiscono per i bombardamenti su Teheran, sono tutti quegli esuli che se ne andarono dopo la caduta dell'imperatore Reza Pahlavi. In quegli anni, che è caduto nel 79, un regime caduto sull'onda di violentissime proteste popolari, perché quel regime dello Shah Reza Pahlavi fu uno dei più repressivi e antidemocratici della storia del Medio Oriente. La sua polizia politica, la Savak, era nota e rinomata per torture, sparizioni di oppositori ed uccisioni. Quindi non è che, se noi occidentali, se gli Stati Uniti hanno investito su quegli oppositori che sono in esilio da 50 anni ormai e che non hanno forse tanto il polso della situazione dell'Iran, ma che comunque si identificano con un regime che fu un regime dispotico. Ricordo solo che in quegli anni, negli anni 70, c'erano due figure al mondo che si erano autoproclamate imperatore. L'imperatore, lo Shah Reza Pahlavi della Persia, e Jean Bedel Bokassa in Repubblica Centrafricana, che diventò impero del Centrafrica. Allora, voglio dire, non è che possiamo guardare all'imperatore come la figura di riferimento per quando dobbiamo esportiamo la democrazia in Iran. E quindi, insomma, il rischio forse è, come fecero lo stesso errore che gli americani fecero quando fecero cadere Saddam Hussein, pensando di portare la democrazia usando gli oppositori al regime di Saddam Hussein che vivevano negli Stati Uniti e che in Iran e che in Iraq non erano molto considerati da nessuno. Secondo me non mi pare che ci siano notizie di grandi rivolte in Iran contro il regime, quindi mi pare che i conti gli americani e gli israeliani li abbiano sbagliati non di poco. Anche la stessa premura con cui Trump chiede agli alleati di entrare in guerra, di mandare navi nello stretto di Hormuz, mi dà un po' l'idea che si sia reso conto che ha fatto il passo più lungo della gamba e che oggi l'America di Trump si trova in gravissime difficoltà, intanto perché ha avuto dei morti, ma anche perché le sue basi nel Golfo sono state pesantemente colpite, hanno perso diverse postazioni radar
fondamentali per vedere partire i missili balistici iraniani. Insomma, la guerra non sta andando bene per israeliani e americani. La questione la questione dell'uranio arricchito al 60%. Si dice sia a Isfahan, qualcuno dice no, ce n'è solo la metà, l'altra metà è sotto un'altra montagna, eccetera, eccetera. Si parla di un eventuale raid o blitz delle forze americane per sequestrare questo uranio arricchito. Secondo te è possibile una cosa del genere? Ma non lo so perché la storia dice che i tentativi di blitz americani in Iran non sono mai finiti bene. Ricordiamo nel 79 quando si cercava di liberare i prigionieri nell'ambasciata americana a Teheran, non c'è una... Poi comunque guarda, sul programma nucleare iraniano, voglio ricordare questo, gli americani nel giugno dell'anno scorso fecero raid con i bombardieri B-2 con i missili contro 3 siti nucleari iraniani e Trump stesso disse abbiamo distrutto, era giugno del 2025, abbiamo azzerato e distrutto il programma nucleare iraniano. 10 giorni fa ci ha detto che l'Iran era una settimana, dentro 2 settimane avrebbe potuto fare la bomba atomica. Allora i casi sono 2, o dice delle bugie adesso, o era male informato adesso, o ha detto delle bugie o era male informato nel giugno dell'anno scorso. Non mi puoi dire che hai azzerato il programma iraniano. D'altra parte, se poi adesso dici che è una minaccia, d'altra parte ricordo che Netanyahu sono più di 25 anni che dice che l'Iran è a 2 passi da farsi la bomba atomica e tutti i rapporti anche delle Nazioni Unite, dell'Agenzia per l'Energia Nucleare delle Nazioni Unite, l'AIEA, dicono esattamente il contrario. Quindi insomma ricordo anche che l'Iran un accordo internazionale sul suo nucleare l'aveva firmato nel 2015 con Barack Obama, con la UE, con alcune potenze europee. Fu proprio Trump nel suo primo mandato nel 2018, se ben ricordo, sotto la spinta di Netanyahu, israeliano, ad azzerare, a mandare a carte 48, ad annullare quell'accordo. E oggi ne vogliono fare un altro? Insomma, se l'Iran non si fida più di Israele, degli Stati Uniti o di negoziati con queste 2 nazioni, mi pare che qualche motivo serio ce l'abbia per non fidarsi. Andiamo a cercare di capire come si esce, se c'è un exit strategy da questa situazione. Ma non lo so se c'è, io credo che se ci fosse, cioè bisognerebbe che qualcuno la cercasse. Ecco, io penso che ad esempio un paese come l'Italia dovrebbe darsi da fare per aprire un negoziato e interrompere un conflitto, perché parliamoci chiaro, questa guerra come quella in Ucraina colpisce anche e soprattutto noi europei sul piano economico, energetico, quindi non possiamo, abbiamo dovuto rinunciare al gas russo, adesso dobbiamo rinunciare anche all'energia del Medio Oriente e allora andiamo a pedali, cosa facciamo? Quindi noi avremo tutto l'interesse, tra l'altro l'Italia ha una tradizione di ponte, no? Di nazione ponte fra l'Occidente e la Russia, ma anche fra il mondo occidentale e il mondo medio orientale, non solo arabo, anche con l'Iran. Beh, allora potremmo cominciare a pensare di varare un'iniziativa per arrivare a concludere questo conflitto. È nei nostri interessi farlo. La crisi nelle aree energetiche per noi che non abbiamo energia è devastante sul piano economico, lo vediamo già, ma insomma il peggio deve ancora arrivare. E allora wait and see, aspettiamo e vediamo. Esatto, stiamo a vedere se qualcuno ha il coraggio di invertire questa tendenza suicida che ci sta portando tutti al disastro. Grazie Gianandrea. A voi. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos
camino sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie Natalia, alle 19, 1 minuto e 58 secondi avete appena ascoltato Juan Manuel Serrat, Cantares del 1969, lo sapete, il lunedì. Questo significa che tra una decina di minuti ci sarà con noi la nostra Carla De Bernardi per la nostra consueta rubrica dedicata al Cammino di Santiago. Ormai ci avviciniamo quasi alla tappa finale e qui siamo all'inizio degli ultimi 100 chilometri verso Santiago. Intanto però io vi devo dare una notizia, perché l'orologio della storia ancora una volta ha battuto i suoi colpi e allora c'è io dico che il principe ereditario dell'Iran, Pahlavi, comunque è uno che ha gli assi nella manica. L'altro giorno, lo sapete, ha chiesto agli immortali di attivarsi. Gli immortali sono questo gruppo di, potremmo definirli partigiani monarchici all'interno dell'Iran, che prendono nome dalla guardia, dagli immortali che erano un battaglione scelto che giurava fedeltà allo Shah ed era incaricato di garantire la sicurezza della famiglia reale, diciamo i pretoriani dello Shah, e a sua volta questo battaglione prendeva nome dagli immortali 10.000 soldati di Dario e Ciro il Grande, di cui ha scritto lo storico greco Erodoto 2500 anni fa. Loro erano soldati fanteria pesante, armati fino ai denti, che avevano sia compiti di sicurezza attorno alla figura dell'imperatore di Persia, che naturalmente per combattere, e infatti li si ritrova pure, se non sbaglio, anche nell'Anabasi di Senofonte. Ma detto ciò, gli immortali sono stati attivati. L'altra cosa che io vi dico è che poco fa il principe ha emanato questo comunicato che vi vado a leggere. Miei cari compatrioti, scusate, miei pari compatrioti, a tutti voi che negli ultimi 50 anni siete stati vittime di ingiustizia, tortura, repressione da parte della Repubblica Islamica, alle madri che piangono e che chiedono giustizia, e così a padri, sorelle, figli, figlie, fratelli, i cui numeri di vittime
questo regime tirannico è aumentato ogni anno, ogni mese, ogni giorno. Oggi, con orgoglio e alla ricerca della giustizia per ciascuno di voi, ho costituito il comitato per la stesura delle norme inerenti il diritto penale transitorio. I membri di questo comitato sono degli iraniani di esperienza e di qualità che appartengono a 4 diverse generazioni e sono Shirin Ebadi, che come sapete è premio Nobel e in particolare premio Nobel per la pace nel 2003, e lei è anche una scrittrice oltre che un avvocato. Iraj Mesdaghi, lo diciamo per chi ci sta ascoltando, è uno scrittore, anche lui è un attivista per i diritti umani e lui viene anche lui da Teheran. Leila Bahmani è una professoressa che insegna letteratura iraniana in Germania. E poi ancora il dottor Afshin Elian, che è un professore di diritto internazionale presso l'università di dove? Scusate un attimo che ve lo dico subito, presso l'università di Leiden. Che dire di più? Questo comitato, dice ancora il principe ereditario, sarà quindi incaricato di lavorare insieme a una quantità dei più importanti esperti di diritto internazionale al mondo, che aiuteranno questo comitato con capacità di consiglio, saranno i loro advisor. E dice sempre il principe che la giustizia transitoria è una parte critica del nostro programma per un Iran libero. La verità sarà rivelata, la giustizia sarà garantita, la luce trionferà sul buio. Lunga vita all'Iran, Reza Pahlavi. Insomma, a me non sembrano solo favole e solo parole quello che dice lui, anche perché mi sembra che l'idea di fondo è quella di avere già tutto pronto sia per il governo, evidentemente il principe annuncerà più avanti questo governo transitorio, ma soprattutto avere pronto, e questa è la mossa più importante, è una mossa che, se ci fate caso, viene incontro al dolore di milioni di iraniani, tutti quelli che hanno subito arresti ingiusti, tutti quelli che hanno visto morire i figli nelle manifestazioni di piazza, i figli nelle guerre volute da Khomeini, ma ancora pensate alle ragazze di Donna Vita e Libertà, Max Amini, pensate alle ultime stragi di questo gennaio. Ecco, il principe parte da qui, non parte da dire questi sono i ministri che si occuperanno di, no, prima la giustizia. E io credo che questo sia un modo, non da poco, intanto per creare consenso attorno alla figura del principe, ma anche per spingere le persone, diciamo, a passare dalla parte di quello che forse per ora è l'unico leader davvero dell'opposizione. Sapete, c'è stato molto dibattito, se avete seguito Zoom in queste settimane ve ne siete accorti. Gli ospiti che abbiamo avuto da Israele hanno molto sottolineato questa cosa, perché sì, certo, il principe è popolare, quello che volete, ma c'è stato chi ha detto: guardate che fino a 6 mesi fa era una figura quantomeno decorativa, ora piano piano sembra tirare fuori qualche asso nella manica, e poi viene sempre fuori che lui è in contatto con l'amministrazione americana. È altrettanto vero che Trump però pubblicamente ha detto in passato: guardate che io mi aspetto qualcuno che venga dall'interno dell'Iran, lui è una brava persona ma non credo sia la persona adatta per questa transizione. Però con questo gesto il principe, e poi ripeto con un fior di parterre de roi, perché voglio dire, Shirin Ebadi non è certo una passante e così gli altri appartenenti a questo comitato, insomma cerca di portarsi avanti con la caduta del regime degli Ayatollah. Tra l'altro pare che in alcune cittadine
dell'Iran, qualche funzionario di partito sia stato accoppato alla meno peggio e senza fare troppo schiamazzo. Non si sa chi sia stato e non sono stati i droni di Israele. Per cui forse è cominciato anche il periodo delle rese dei conti, come sempre accade quando un regime sta per cadere, vedremo. Scusatemi. Allora, diamo ancora un'occhiata alle agenzie, l'ANSA è ferma, insomma è quello che vi abbiamo letto in apertura di trasmissione, il telefono è ancora aperto allo 0292947222, dopodiché tra qualche minuto ci saluteremo con Contare i Passi, la rubrica della nostra Carla De Bernardi. ADN Kronos, il presidente degli Stati Uniti, coalizione per lo stretto, numerosi paesi in arrivo, non tutti entusiasti, ma Macron da 8. Teheran, tigre di carta, se minasse lo stretto sarebbe un suicidio. Trump, una parola, oleodotti sull'isola di Karg saranno distrutti. Hormuz, credo che la Francia aiuterà. Ancora, Iran, Mojtaba Khamenei a Mosca per cure, no comment del Cremlino, pare tra l'altro che sia gay. Ora, se in Italia dicessimo, guardate che il leader politico tal da Italia è un gay, non fregherebbe giustamente niente a nessuno, perché siamo un paese libero. In Iran vi ricordo che c'è la pena di morte per i gay e quindi pare che questa storia fosse arrivata alle orecchie di papà Khamenei, il quale avesse sconsigliato la scelta del figlio come eventuale successore. Certo, se viene fuori che questo qua è un omosessuale in un paese e fa il capo di una nazione che gli omosessuali li impicca alle gru, pensate che cortocircuito. Cirielli, incontro con l'ambasciatore russo, la Farnesina sapeva dove funzionari con me, il vice ministro degli esteri all'ADN Kronos, commenti in retroscena sul faccia a faccia con Paramonov, falso che Meloni si è irritata con me, altri incontri in passato con Paramonov. Tajani, polemica inutile, opposizione, Cirielli se ne deve andare. I ministri degli esteri devono parlare con tutti quanti. Il fatto che ci parlino non vuol dire che ci vadano a letto assieme o siano d'accordo con loro. Non l'ho capito. Quello sta facendo il suo mestiere, punto. Roma, abusi sessuali ripetuti su un minorenne in metropolitana, arrestato 60enne. L'uomo ha messo i fatti davanti al GIP giustificandoli come un atto di debolezza. Bocca mia, taci. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Sono Albino, Antonino, buonasera. Oh, maresciallo carissimo, e allora? Noi ci sentiamo una volta ogni morte del vescovo, a me non so se ne è morto uno ultimamente, comunque sono sempre un po' preso, un po' in giro, una cosa, comunque si tira avanti, dai, ormai siamo quasi 81 anni, per cui teniamo duro, come si diceva una volta. Sempre. Che poi i vecchi marinai non crollano mai, a dire il vero. No, dicevo, facciamo una riflessione magari anche stupida, io non sono un guerrafondaio, sia ben chiaro, però dico adesso questi ci bloccassero per esempio lo stretto di Hormuz, ma completamente, che poi bisogna spiegare a qualcuno dell'opposizione che lo stretto di Hormuz non è in India. Quando sì, abbassa un pochino il volume però della radio perché entra nella telefonata. Vai avanti con Hormuz, grazie. Dimmi, non ho capito. Abbassa la radio perché entra nella telefonata. Cazzarola. Allora aspetta, mi senti? Mi senti adesso? Sì. Sì, adesso sì, vai pure. Ok, abbasso la radio, perfetto, tanto mi sentite. Allora, il punto qual è? Che ad un certo punto lo stretto di Hormuz venisse chiuso del tutto, noi abbiamo già la grana che non possiamo prendere rifornimenti dalla Russia. Se avessimo anche il problema di non poter prendere più rifornimenti, noi purtroppo saremo in una crisi pesantissima, quindi ne va di quello che è il nostro futuro, di quella che può essere la nostra esistenza. Cosa facciamo? Diventiamo tutti matti? O stiamo lì a guardare o aspettiamo che qualcuno venga a darci una mano? Non lo so, ecco, la situazione la trovo molto, 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 molto pesante. Comunque, speriamo in bene, dai, altro non voglio entrare in polemiche perché poi divento pesante, allora lasciamo perdere. Ok, è stato un piacere Antonino, alla prossima volta, grazie. Grazie a te fratello. Allora, io posso risponderti con questo. Domani uscirà un mio pezzo su Italia Oggi, dovrebbe uscire un mio pezzo su Italia Oggi dove io parlo di Hormuz e in particolare dei complot Wikileaks, perché non è che gli americani, a differenza
di quello che pensano gli anti-americani, insomma, tirano una monetina per aria e fanno le cose. La gente studia. Allora, vi voglio leggere questa email, precisamente è la numero 660547 dell'11 agosto 2010. Questa è una mail, tra l'altro, di risposta al tema dello stretto di Hormuz. No, non è questo, non è questa, è un'altra email. Vabbè, comunque c'è una mail dell'estate del 2009 nella quale già si poneva l'analisi, comunque sono studi che gli americani fanno già dagli anni 80 su Hormuz. Sostanzialmente che cosa si dice? Che cosa è stato previsto dagli strateghi? È stato previsto che l'America intanto da sola è perfettamente in grado di riaprire la via d'acqua. Seconda cosa, l'Iran non è militarmente in grado di rappresentare una minaccia di invasione nei confronti degli stati del Golfo. Ed è vero, perché se ci fate caso, stanno solo tirando missili su missili, che peraltro stanno anche pian piano finendo, ma non sono in grado di fare un'invasione degli altri stati del Golfo. L'altra cosa qual è? Che la minaccia di chiudere Hormuz era una minaccia che poteva servire a tutelare preventivamente il piano nucleare. Questa è la riflessione che si faceva già allora, 17 anni fa. Cosa si dice in questo documento? Poi domani lo troverete su Italia Oggi. Si dice sostanzialmente un fatto. Chiudere ora, dopo lo scoppio di una guerra, si faceva l'ipotesi, dopo lo scoppio di un'eventuale guerra, minacciare la chiusura o chiudere significa il fallimento della minaccia. Perché? Perché in questo caso Hormuz potrebbe essere utilizzato solo come carta al tavolo di un'eventuale richiesta di cessate il fuoco. E se voi ci fate caso, Trump cosa ha detto avantieri? Ha detto che gli iraniani lo hanno cercato con proposte di cessate il fuoco che lui non ha voluto accettare perché very badly, perché insoddisfacenti. E se ci fate caso, quindi, gli strateghi americani, che per quanto possano starvi simpatici o antipatici, comunque cercano di fare il loro mestiere, osservavano questa cosa già 17 anni fa. Cioè, l'aver compiuto questo gesto, cercare di chiudere lo stretto, serve solo per un'eventuale richiesta al tavolo del cessate il fuoco, ma non ha più altra giustificazione. Anzi, si dice pure in questo documento che gli stati del Golfo potrebbero vedere tutto questo come un atto ritorsivo e tutto il mondo, cioè sarebbe impossibile vendere al mondo la chiusura di Hormuz come un atto di difesa dell'Iran contro l'America. Tra l'altro al tempo si faceva questo ragionamento in uscita dalla crisi del 2008. Siccome di questi tempi mi pare che l'economia non è che vada proprio a vacche grasse, se ci fate caso, paradossalmente la chiusura di Hormuz potrebbe finire per compattare l'Occidente che per adesso fa finta di nulla. C'è anche un altro fatto, ma quello lo troverete su Italia Oggi domattina. Va bene, con questo io ho finito, ringrazio tutti voi, adesso Carla De Bernardi e poi ci salutiamo con un pensiero per Aldo Moro e per la sua scorta, 48 anni fa come oggi, Maria Fida e Luca Moro, We Shall Overcome del 2025. Io saluto e abbraccio con molto affetto Maria Fida Moro, che ho avuto l'onore di avere ospite in questa trasmissione. Grazie a tutti voi, appuntamento domani 18:05 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. E ricordate che malgrado tutto, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. E allora, signore e signori, la vedete come sempre con i colori del Milan, la nostra Carla De Bernardi, anche questo lunedì implacabile come sempre. È verde, tutti me lo dici, ma è verde. Bene, purtroppo la cinepresa qua non ci favorisce molto stamattina. Beh, allora, questa sciarpa in casa è sempre verde. Bene. Allora, qui abbiamo un bel po' di foto, mia cara. Dove siamo oggi? Dove ci porti? Allora, prendi la mappa, c'è una mappa. Sì. Eccola qua. Eccola. Questa mappa qui, adesso io non ci vedo perché sono sul telefonino. Sarria però... Santiago.
Sì, questi sono gli ultimi 100 chilometri. Mm, Da Sarria a Santiago, a un certo punto c'è un cippo, dovresti avere anche quello, sì, un vediamo un cippo po'. in cui c'è scritto 100 Eccolo qui. chilometri. Ecco, vedi? Qua significa che tu, vabbè, che mancano 100 chilometri a Santiago, ma vuol dire, la cosa importante è che tu puoi, percorrendo questi ultimi 100 chilometri, solo questi, non devi aver fatto tutto il resto, Mhm. puoi arrivare a Santiago e chiedere la Compostela, che è questa Ah. specie di diploma che ti danno e che ti dicono: hai fatto il cammino? Sì. Quanto hai fatto? Arrivo da Sarria. Allora da Sarria ti danno una Compostela un po' non di serie B, ma insomma non quella riservata ai pellegrini che hanno fatto 800 chilometri, però hai l'indulgenza plenaria lo stesso, quindi hai un piccolo documento che dice che sei arrivato a Santiago a piedi e ti danno l'indulgenza plenaria, quindi puoi andare in cattedrale, eccetera, eccetera. Poi vedremo perché oggi non arriviamo ancora a Santiago. Però i ciclisti per avere lo stesso trattamento devono aver fatto 200 chilometri, perché ovviamente vanno veloci. Beh, E sì. quindi per i ciclisti non valgono gli ultimi 100, ma gli ultimi 200. Comunque a Sarria c'è un sacco di gente perché moltissimi arrivano a Sarria, soprattutto gli spagnoli, magari per un weekend, perché 100 chilometri li fai, no, in un weekend non li fai in 4 giorni. Quindi se c'è un weekend lungo, una vacanza, molti spagnoli o portoghesi o delle zone intorno arrivano per fare solo gli ultimi 100 chilometri. Quindi a Sarria vedi anche dei pullman con gente che scende dal pullman e parte a piedi. Solitamente sono meno attrezzati di noi che facciamo tutto il cammino, che li riconosci perché magari hanno le scarpe da tennis o hanno uno zainetto, perché sanno che staranno in giro solo 4 giorni. A Sarria io non so se ti ricordi, l'ultima volta ti ho detto che sono arrivata che avevo la febbre perché avevo preso la pioggia da Triacastela a Sarria. E quindi quando sono arrivata era un alberghe molto semplice, ho trovato la Lalla che mi aspettava e sapeva che arrivavo a piedi. Lei aveva preso un taxi con 2 amici a Triacastela perché pioveva troppo. Quindi quando sono arrivata a Sarria l'ho trovata che aveva preparato una minestrina, proprio di quelle, sai, col formaggino dentro, come per i bambini. E siccome avevo la febbre, mi sentivo male, questa minestrina col formaggino mi ha rimesso al mondo. E infatti la mattina dopo siamo partite tranquillamente da Sarria per andare a Portomarín. Da Sarria a Portomarín sono tutti boschi, più o meno, è un tragitto molto bello, lo vedi anche qui, vedi là dietro, no, al cippo, vedi che ci sono degli alberi, un po' di prati, e comunque sono boschi. Sì. E compaiono delle strutture che si chiamano horreos, e dovresti avere la foto di un horreos, eccolo qua. Sembrano Vedi, fienili. sì, sono dei granai in realtà Mm. e sono sopraelevati per evitare che entrino i topi. E quindi o sono così su una base di pietra oppure sono proprio su colonne, adesso quello su colonne non ce l'ho da fartelo vedere, perché i topi non riescono a entrare nel granaio e a sgranocchiarsi il grano. Orreo peraltro viene da ordeum, che vuol dire orzo, e ne trovi tantissimi, ci sono continuamente questi orreos sulla strada. Dopodiché ti fai questo bel tragitto nel bosco, ogni tanto trovi dei messaggi appesi agli alberi o sotto i sassi dicendo ti aspetto qui, ti aspetto là, che è il modo di comunicare di noi pellegrini, come ti avevo detto, Sì. quando vuoi dire a chi viene dietro dove sei, magari gli lasci un messaggio appeso a un albero oppure sotto un sasso. Una volta te l'ho detto, abbiamo trovato un messaggio in una cacca di cavallo, proprio messo dentro dritto nella cacca di cavallo. Mamma Quindi chi mia. poteva non vederlo. Ed erano dei francesi che dicevano vi aspettiamo a non mi ricordo dove, e comunque avevano trovato questo sistema perché era impossibile non vederlo, e perché era in mezzo alla strada, al viale. Quindi poi siamo arrivati a Portomarín, e Portomarín è un posto molto particolare, dovresti avere 2 foto, Sì. dovresti avere, questa è la salita a Portomarín, vedi? Sì. È la salita che ti porta al villaggio, ma ci dovrebbe essere sia ecco, questa qui, vedi? Quando arrivi Sì. a Portomarín devi percorrere tutta questa strada che è un ponte con dei parapetti molto bassi, quindi io ho avuto un po' paura perché era anche un po' traballante sto ponte, non era proprio, non ti sentivi in sicurezza. Però. Sì, e questo ponte è sul Rio Minho,
e sotto c'è un lago artificiale che si chiama Invaso di Belesar. Perché cosa hanno fatto? Hanno spostato, non mi ricordo in che anno, sì, nel 1956, hanno spostato il paese tutto completamente sopra quella scalinata e al posto del paese hanno fatto un invaso di acqua. Ogni tanto spunta qualcosa da questo invaso, per cui capisci che c'era una città lì sotto, un paese. Il paese di Porto Marino è stato spostato in alto, in cima a questa scalinata. Quindi tu percorri il ponte sul Rio Minho, prendi la scalinata e arrivi a Porto Marino. Porto Marino è un villaggio vero e proprio, quindi c'è un alberghe dove noi abbiamo dormito, c'è una chiesa, la chiesa di San Nicolas, c'è un eremo di San Pedro, eccola qua. L'hanno ricostruita completamente, quindi l'hanno smontata pietra per pietra e l'hanno portata in alto, così come l'eremo e le altre case del paese. Fai conto che questa chiesa San Nicolas ha una caratteristica, che quando l'hanno ricostruita non hanno fatto quello che normalmente si fa con le basiliche, le cattedrali, le chiese romaniche, che è di mettere l'abside a est. Cioè l'orientamento delle cattedrali e delle chiese è ingresso a ovest, quindi dal lato del peccato, dal lato del peccatore, e abside, dove si dice la messa, dove c'è il crocifisso, a est, cioè alla luce, no? Ti ricordi che un tempo... È orientato così anche il Duomo di Milano, infatti. Ecco, tu che sei un esperto del Duomo, e vedi che il crocifisso è appunto a est, e fino al Concilio Vaticano II, tu sai che sei un vaticanista, la messa il prete diceva la messa rivolta al crocifisso, non rivolto ai presenti, perché era appunto l'Eucaristia, eccetera, era la purificazione di chi è entrato da ovest, era un peccatore e quindi diventava, comunicandosi e prendendo l'Eucaristia, i peccati venivano rimessi, no? Sì, rimette i peccati veniali se si è confessati. Certo, certo. Sì. E però anche i battisteri sono a sinistra nelle chiese, perché il bambino non è battezzato e quindi è a sinistra che avviene il battesimo. Dopodiché poi il bambino ha ricevuto il battesimo e quindi è entrato nella vita cristiana. Come si chiama? I templi, i dojo buddisti, entri col piede sinistro e esci col piede destro, stesso discorso. Entri col sinistro perché stai andando a meditare e a rimettere i tuoi peccati in qualche maniera in modo, diciamo, non cattolico, non cristiano e non religioso, ma filosofico. Quando hai fatto la tua bella meditazione, esci dal dojo col piede destro, perché hai fatto questo percorso. Certo. Ultima cosa dell'orientamento ovest-est sono le tombe etrusche, le tombe antiche erano orientate anche loro con i piedi del defunto a ovest e la testa del defunto a est. E vabbè, c'è questa simbologia. A Porto Marino la chiesa di San Nicolas non l'hanno ricostruita nella giusto asse ovest-est, ma è girata in un altro modo. Una chiesa, come la vedi, molto severa, non c'è il campanile, se mi ricordo bene. No, non c'è. Aspetta che apro anch'io le foto, perché così le guardo con te. Perché Pernino, dov'è Pernino? Eccolo qua. Così le guardo con te, perché se no io non le vedo. Eccole. Visualizza, icone grandi, eccoci qua. Non me le apre questo deficiente. Vabbè. Dove eravamo? Eravamo a Porto Eravamo Marino. arrivati a Porto Marino, alla chiesa di San Nicolas. Esatto, aspetta che me la apro, se me la apre, perché mi fa vedere solo le icone. Ah, eccola qua, la chiesa di San Nicolas. Vedi che non ha il campanile? E a Porto Marino ci siamo fermate ovviamente come al solito in un alberghe, dopodiché abbiamo proseguito perché la chiesa di San Nicola è del XII secolo, vedi che è molto antica con quel bel rosone, però sembra più una fortezza
Infatti era la chiesa dei Cavalieri di San Giovanni, quindi aveva un po' anche un aspetto militare, diciamo così, no? I Cavalieri di San Giovanni erano quelli che seguivano i pellegrini a cavallo, così come i Templari, per aiutarli nell'attraversare i boschi, nello sfuggire ai predoni, nello sfuggire ai lupi, perché c'erano i lupi nel Medioevo, non erano luoghi, non è come adesso, non c'erano i sentieri, le casette, i Certo. bar, c'era una aspra natura di boschi e insidie, e quindi questa qui nel XII secolo è stata fatta proprio dai Cavalieri di San Giovanni. Dopodiché come si chiama, da Porto Marin ci sono 29 chilometri, sono 2 tappe molto lunghe per andare a Puente Campagna Amato. Puente Campagna Amato, perché si chiama così? Perché adesso aspetta che lo riprendo. Puente Campagna, ecco, in Galizia c'è una leggenda. In Galizia, nelle notti di nebbia, le anime del purgatorio si aggirano inquiete e formano una lunga processione che si chiama la Santa Campagna. In questa processione, le anime del purgatorio, se tu, viandante, per l'appunto, torniamo ai pericoli tremendi del viandante antico, se tu viandante incontri una processione della Santa Campagna, vieni risucchiato contro la tua volontà e vieni a far parte delle anime del purgatorio destinate a errare senza meta nelle notti di nebbia. Hai un modo per scampare a questa cosa terribile, ed è che se c'è in giro un cruceiro, cioè una croce, e ne vedi tante in Galizia, ti aggrappi al cruceiro e sei salvo. Ma se non hai da aggrapparti al cruceiro, la processione delle anime afflitte del purgatorio ti risucchia e ci rimani fino alla resurrezione dei corpi, no? Fino a quando rimani. Ecco, esatto. Non E ci si fa quindi, mancare niente, vedo. no, vabbè, sai, le leggende ci sono ovunque, no? Di leggende è fatto il mondo e di leggende è fatta la religione. Certo. Quindi, una delle tante leggende, poi la Spagna è un paese molto ricco di leggende, e quindi ne incontri in tanti posti. Vabbè, poi c'è una salita, eccetera, eccetera, siamo andati avanti fino a quando. Lì la cosa bella è che ci sono dei boschi di eucalipti. L'eucalipto è molto profumato, no? Per cui sono dei boschi veramente molto, molto aromatici. Dopodiché a Puente Campagna Amato ci siamo fermati a dormire in un posto delizioso che si chiamava Casa Domingo. Casa Domingo è, come dice il nome, non è un alberghe municipale, non è un albergo parrocchiale, è una casa privata che i signori, mi ricordo che Domingo, o forse Casa Domingo vuol dire Casa Domenica, hanno adattato a alloggio per i pellegrini, quindi hanno delle, come si chiama, delle camerate, camerate piccole di 4 letti a Castello. Dovrebbero esserci 2 letti con una parete di pietra da qualche parte. Sì. Casa Domingo, guarda. Eccole. Vedi, Casa Domingo è quella lì, vedi, eccolo qua. Casa Domingo è fatta così, quindi hai queste pareti di pietra, i letti di legno profumatissimi, sapevano di lavanda, era proprio un luogo di Che grandissima meraviglia. piccolezza. E poi c'era un bellissimo giardino, quello non so se te l'ho fatto vedere. Il giardino no. No, il giardino non c'è. Aspetta, perché a me non me le fa vedere. Aspetta, C'è Arzua, c'è la casa qua fuori. Casa Domingo c'è Casa Domingo 1 e Casa Domingo 2, quindi ecco, questi sono i letti, Casa Domingo 2, sì, questa è Casa Domingo, vedi, era una casa di campagna, dentro c'era una stufa, c'erano 2 hospitaleros molto simpatici, un bellissimo giardino, eravamo in pochi, eravamo tipo in 6, loro non hanno molte camere, mi sembra che abbiano tipo 8-10 posti. E è stata una notte meravigliosa perché era tutto pulito, profumato, era proprio come essere a casa dei nonni, non so come dirti, in Sì. campagna. Quindi era veramente una tappa che ricorderò per sempre.
tranne che purtroppo mentre ero in giardino, che stavo godendomi appunto la serata, mi ha chiamato mio figlio e mi ha raccontato che un suo carissimo amico si era suicidato quel giorno, quindi mi ricordo anche questo dolore tremendo e questa spada nel cuore in giardino di Casa Domingo. Quindi da un lato la piacevolezza del luogo e dall'altro questa notizia che ricorderò per sempre perché è stata spaventosa. Da Casa Domingo dove siamo andati? Aspetta che vediamo. Ah sì, da Casa Domingo. Vabbè, intanto sai che io parlo sempre di quello che ho mangiato. A Casa Domingo abbiamo mangiato un altro piatto tipico della Galizia che si chiama il caldo gallego. Caldo gallego è una zuppa, e una Sì. zuppa fatta con patate e verze. Ah. Buonissima. E quella sera lì, patate e verze, sul cammino ci si nutre tanto di zuppe, perché la zuppa ti reidrata, ti dà forza, no? E il Chiaro. caldo gallego non l'avevo ancora mai mangiato, buonissimo. Sulla strada, poi da Puente Campagna Amato ad Arzua, lì invece ci siamo fermati da Ezechiel, vedi? Ezechiel, no, Sì, questo, eccolo. aspetta, fai vedere Pulperia Ezechiel. No, fai vedere la casa di prima. Sì. No, quella con la piscina. Ecco, qui avevamo tentato di fermarci a Sarria, ma non avevamo trovato, come si chiama, a Porto, insomma, sulla strada, non mi ricordo esattamente dove, c'era questo albergo delizioso col fiume, ma non abbiamo trovato posto. Vedi che c'era la gente Sì. che faceva il bagno, perché era fine settembre, primi di ottobre, e faceva molto molto caldo. Noi giravamo in maglietta, pantaloni corti e sudavamo come cammelli, quindi lì ci siamo fermati a fare il bagno, ma poi non abbiamo potuto dormire perché... Scusami, ti eri portata pure il costume da bagno? Certo, Che bisogna spettacolo. portare su tutti i cammini, se vai d'estate ti devi portare il costume, perché prima o poi trovi un fiume, un lago, qualcosa dove immergerti. Che meraviglia. Posto, e quindi siamo andati alla famosa casa Domingo, Sì. che è stata una fortuna perché invece di dormire con tante persone abbiamo dormito poi io e Lalla praticamente da sole. Dopodiché a Melide, che è tra Puente Campagna Amato e Arzua, a Melide la pulperia Ezechiel è assolutamente una tappa obbligata, cioè se tu parli con tutti i pellegrini, tutti sanno che a Melide ci si deve fermare da Ezechiel, perché da Ezechiel c'è il miglior pulpo alla gallega e dovresti vedere una foto. Sì, eccolo qua. Di tutta la Galizia. È un piatto galiziano il polpo alla gallega perché effettivamente il nome lo dice. E cos'è? Sono dei pezzetti di polpo morbidissimi con anche le zampette, cotti nell'olio bollente e cosparsi di paprika. Li mangi così con lo stuzzichino su un piatto di legno. Questo è proprio il modo di mangiare il polpo gallego. E poi vedi che a destra c'è una coppetta di ceramica, perché il vino in Galizia si beve nelle coppette di ceramica, come sì. Col polpo in verità qui c'è un vino rosso, col polpo alla gallega di solito bevi l'Albarigno, che è un vino frizzante, bianco, però nulla vieta di berci il vino rosso. Comunque è rigorosamente in coppetta. Quindi pulperia Ezechiel ti devi fermare, non ce n'è. Proseguendo dopo la pulperia Ezechiel faceva un caldo bestiale, a un certo punto avevamo finito l'acqua io e Lalla, e cosa succede? Che all'improvviso nel bosco vediamo, eravamo abbastanza lontane da Arzua, eravamo forse appena oltre la metà strada, quindi avevamo ancora 10-15 chilometri, avevamo un caldo tremendo, avevamo finito l'acqua, quindi eravamo piuttosto preoccupate. E in quel mentre attraversavamo il bosco, abbiamo visto un banchetto di legno sul quale c'erano un grosso cesto di ghiaccio enorme con dentro d'acqua di plastica piccole e dei cestini di lamponi. Non c'era nessuno, ma c'era scritto donativo lamponi 1,50 € con una cassettina per mettere il tuo 1,50 €, che per fortuna avevamo perché non avremmo mai potuto prendere i lamponi senza pagarli, e invece l'acqua era gratuita. Per cui ci siamo rifocillate di lamponi e acqua, abbiamo preso delle bottigliette d'acqua e abbiamo proseguito fino ad Arzua. Non era la prima volta che succedeva, a me è successo 2 volte di trovare appunto un momento in cui
sei stanco, non hai più acqua, insomma sei un po' preoccupato, di trovare dei banchetti. A volte anche ci sono delle persone che, una volta mi ricordo c'era una specie di ape con tutte le bottigliette, in quel caso c'era birra, c'era Coca-Cola, c'era Fanta, perché chi si ingegna sul cammino sa che i camminanti delle volte hanno appunto, proprio poi magari in zone boscose, in zone dove non c'è molto insediamento urbano, trovi questi supporti, e in quel caso lì il banchetto era assolutamente anonimo, non c'era nessuna persona che lo custodiva, ma potevi prendere l'acqua gratis e i lamponi. Quindi abbiamo preso queste 2 vaschette di lamponi e siamo arrivati ad Arzua volando. Ad Arzua, sempre per stare in tema gastronomico, Arzua ha un famoso formaggio di Arzua che si chiama il Cheese di Arzua. È un formaggio buonissimo, fatto con un latte di mucche speciali, cioè devono essere certi tipi di mucche per fare il queso di Arzua. È un formaggio pluripremiato, cioè tutte le coccarde dei premi che ha preso, e devo dire che il queso di Arzua è un'altra delle specialità galiziane che non devi farti mancare. Dopo Arzua siamo andate a Villa Mahor della Vacoglia, che si chiama La Vacoglia perché forse la Vacoglia ce l'ha il fiume, sì, ce l'abbiamo. Lo prendiamo subito. Eccolo qui. Dove c'è l'aeroporto, quindi cominci a sentire ecco, quello è il fiume di Lavacoglia. Abbiamo altre foto? No. Sì, Casa di Amanzio Lavacolla, eccola qua, poi ci arriviamo. A Lavacolla c'è il fiume perché i pellegrini che arrivavano con 800, 1000, 1500 km, perché arrivavano da chissà dove, abbiamo già detto, nell'antichità tu non partivi dai Pirenei, dalla base dei Pirenei, partivi dal tuo paese, quindi noi siamo arrivati a Saint-Jean-Pied-de-Port col treno, l'aereo, il treno, eccetera, eccetera, ma nell'antichità si partiva da casa, potevi partire dalla Francia, dall'Austria, dalla Germania, dalla Polonia, e quindi i pellegrini che riuscivano ad arrivare dopo aver percorso migliaia e migliaia di chilometri e aver fatto testamento alla partenza, perché quello che si raccomandava ai pellegrini era di fare testamento, perché non si sapeva se si sarebbe tornati. Questo lo raccontano nelle varie storie del cammino, poi magari un giorno parliamo delle varie storie del camminare, non solo del cammino del camminare in sé per sé. E quindi chi arrivava alla Vacoglia puzzava come un caprone, come un cabron, e quindi ci si lavava nel fiume. Dopodiché si arrivava a Santiago, e a Santiago in cattedrale, poi ne parleremo quando saremo a Santiago, c'era questo grosso incensiere enorme nella cattedrale, sempre per coprire il tanfo dei pellegrini, perché quando arrivavano mica tutti si lavavano alla Vacoglia, chi si lavava, chi no, ma comunque non avevano il sapone e lo shampoo, e quindi era un lavaggio anche tutto insomma. Poi magari arrivavano d'inverno e manco si lavavano, quindi poi arrivati in cattedrale, per evitare che i poveri pellegrini sporchi e malconci avessero un cattivo odore, c'era questo enorme incensiere che ancora adesso fanno ondeggiare nella cattedrale in certe giornate, ma allora serviva proprio perché i pellegrini venivano tutti ricoverati nella cattedrale di Santiago, perché non è che ne arrivassero così tanti, no? Certo. Quindi venivano nella cattedrale, venivano ricoverati nella cattedrale, e c'era questo modo per evitare che si infastidissero con l'odore degli abiti, perché poi viaggiavano con abiti piuttosto semplici, no? Non andavano freschi di bucato, per dirla in maniera simbolica. E quindi alla Vacoglia c'era questo rito del lavaggio. A Lavacoglia, ti dico, c'è appunto l'aeroporto di Santiago, è proprio in quella località lì, e quindi sei molto vicino a Santiago, proprio senti Santiago arrivare e senti tutti i rombi degli aerei, li vedi passare e capisci che sei arrivato, e non provi nessun piacere all'idea di essere arrivato, perché avresti voglia di continuare, e invece sai che di lì a poco, adesso dalla Vacoglia a Santiago, non mi ricordo quanti chilometri sono, ma adesso te lo dico, da
Lavacoglia a Santiago sono 9 chilometri e quindi sono veramente pochi. Vedi Santiago sullo sfondo, lo vedi? Certo. Perché è un po' in fondo la Lavacoglia, no? E quindi vedi in fondo che c'è Santiago, vedi la cattedrale che spunta con le sue grandi campanili e sai che di lì a 2 ore, 9 chilometri li fai in 2 ore, sei a Santiago. E quindi vai pianissimo, di arrivare molto molto lentamente. Dopodiché, cos'altro c'è? Beh sì, ci siamo fermati a dormire a Lavacoglia perché erano 29 chilometri da Arzua e dopo 20 chilometri quel giorno lì, e poi forse anche perché non volevamo arrivare a Santiago subito e poi non volevamo arrivare stravolte, per cui dopo 20 chilometri abbiamo deciso di fermarci in un paesello che mi sembra si chiamasse, come si chiamava, non me lo ricordo, vediamo, aspetta, vediamo se lo trovo. No. E tra l'altro lì si è vicino al Monte Dogozzo, dove tu sai che ci fu il famoso raduno della Mondiale della Gioventù, quando il Papa Sì. praticamente benedisse il raduno della gioventù, e quello fu un momento in cui il Cammino di Santiago diventò abbastanza famoso, perché nessuno aveva mai sentito parlare del Monte Dogozzo, forse fino a quel momento lì. È stato un momento importante proprio per il rilancio del Cammino di Santiago. Non mi ricordo che anno era, il 63 tipo? No, stiamo parlando degli anni 90. No, allora prima c'è stata una cosa. Aspetta, perché io mi ricordavo che invece c'era stato un altro 9 incontro della novembre 1982, atto europeistico a Santiago de Compostela, discorso di Giovanni Paolo II. Inoltre, Monte Dogozzo, Papa Giovanni Paolo II ha visitato la collina e tenuto un discorso davanti a una folla di giovani il 19 agosto dell'89, in occasione della giornata mondiale della gioventù. Mi riferivo a questo, invece quell'altro... No, l'altro è un discorso del 1982, quando lui è andato a Compostela. Invece, quando è stato per la giornata mondiale della gioventù a Monte Dogozzo, era l'agosto del 1989. Ecco, e vabbè, e infatti guarda, il rilancio del Cammino di Santiago è proprio della fine degli anni '80. Sì. È proprio dalla fine degli anni '80, quando ha cominciato tanta gente, ad andare aspetta, ecco sì, esatto. E quindi noi abbiamo, poco prima di Monte Dogozzo, 4 chilometri prima, abbiamo trovato questa casa de Amancio, dovresti avere la foto, eccola qua. Sì, Vedi? eccola qui. Questa era un alberghe non come si dice, riservato ai pellegrini. C'era sia la parte per i pellegrini, quindi per esempio avevamo una sala da pranzo tipo mensa, con una grande tavolata, mentre poi invece c'era il ristorante, vedi, con i tavolini allestiti. E mi ricordo che ero andata in cucina e c'era una distesa gigantesca di scampi che stavano per essere cotti, ma non erano destinati ai pellegrini, perché i pellegrini avevano il solito petto di pollo o baccalao. Vedi? Lì il salotto di questa casa di Amancio ci fa vedere com'era, cioè era veramente una locanda, chiamiamola così. Però, pur essendo una locanda, aveva la zona destinata ai pellegrini, quindi aveva camere e una camerata piccola, sala da pranzo per i turisti e piccola sala mensa per noi pellegrini, perché sei a pochi chilometri da Santiago e sanno che ci sono dei pellegrini che si fermano e quindi gli hanno destinato una parte della loro locanda, che peraltro era una locanda
anche piuttosto costosa, non per noi pellegrini. Noi pellegrini pagavamo i nostri soliti 12 euro per dormire, e adesso poi non mi ricordo cosa è costato lì mangiare, però erano sempre queste cifre accessibili, perché è così che va sul cammino. Sul cammino il pellegrino viene considerato una risorsa, il Cammino di Santiago è un'importante voce del PIL spagnolo, e quindi il pellegrino è rispettatissimo, mentre quando io ho fatto la via Francigena, sempre l'anno in cui sono partita per Santiago, prima ho fatto la Francigena, in Italia, dove non c'era, e c'è poco ancora adesso, anche se è molto molto migliorata la situazione, non c'era la cultura del viaggio del pellegrino a piedi, e quindi venivi considerato alla stregua di vagabondi. Io mi ricordo che sulla Francigena in un bar ci hanno mandato fuori, eravamo un gruppetto di 4-5 con i nostri zaini e scarponcini, e il padrone del bar o il titolare ci ha detto: no, per favore andate fuori, noi non vi serviamo. Ecco, questa è una strada, vedi, è così la strada da Sarria a Santiago. La Galizia è una regione bellissima, in certi punti sembra l'Irlanda. Mi ricordo di aver incontrato 2 pellegrini irlandesi che proprio commentavano questa cosa qui, perché è verdissima, e poi ha queste stradine con i muri a secco, in mezzo ai boschi di eucalipti, i fiumicelli. Che meraviglia. Sì, è veramente, la Galizia è una regione meravigliosa. Poi mangi benissimo, come ti ho detto, polpo gallego, caldo gallego, queso d'Erzua, vino al Barigno, è veramente un paradiso. Aspetta che mi chiamano. Tante, ti devo richiamare perché sono in trasmissione. Ciao. Scusa, ma era il mio editore. Prego. Col quale Anche perché noi abbiamo ancora 3 minuti. Ecco, 3 minuti, quindi ti dico cosa succederà. Succederà che la settimana prossima arriviamo a Santiago. Benissimo, allora settimana prossima vediamo questa tappa d'arrivo. Conclude? No, non si conclude, perché poi da lì dobbiamo andare a Finisterre. Certo, penultima. Quindi abbiamo Allora, ancora almeno 2 o 3 puntate sul cammino, dopodiché dovremo decidere cosa fare. e andremo su quello di Assisi, come ci eravamo detti. Su quello di Assisi, possiamo andare sulla Francigena, possiamo fare un sacco di cose. Va bene, avremo modo. Carla, grazie come sempre. Grazie a te, un bacione.